Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti nello studio di TV7 Match per questa nostra puntata, Ermanno, che iniziamo, come dire, dedicandola all'economia, diciamo così. Parliamo di quello che sta facendo il governo per, come dire, nell'intenzione di come dire, limitare la crescita del debito pubblico. In particolare parliamo di privatizzazioni. Allora, diciamo, parlare di diminuire il debito pubblico si dice tutto, non si dice assolutamente nulla. Il soggetto sono le Poste Italiane, l'istituzione più vecchia e più antica che tutti fino adesso, bene o male, hanno rispettato. Adesso si vuole privatizzare le poste. Cosa vuol dire? Cosa sono le poste? Allora, nell'immaginario della maggior parte della gente dice: mando una lettera, arriva a casa, ma tanto non serve più perché io ho internet, ho WhatsApp, ho 1000 sistemi elettronici per farlo. Quindi sembrerebbe addirittura un'attività inutile. In realtà è l'azienda più grande che abbiamo in Italia in questo momento. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo oltre 100.000 dipendenti, che non è che non fanno niente, stanno a aspettare il stipendio, lavorano tutto il giorno, quindi di lavoro ce n'è molto. Abbiamo circa 12.000, adesso vado un attimo a memoria, ma poi vedremo anche i contributi, di direttori e quantomeno di gente che pratica della cosa, ma soprattutto le Poste Italiane sono state da sempre una banca, la banca italiana più ricca che ci sia. Perché? Cosa è successo? La fiducia degli italiani è stata molto forte nei confronti delle Poste Italiane perché si è sempre comportata bene. Abbiamo visto fallire un sacco di aziende bancarie, vedi il Popolare di Vicenza piuttosto che altre popolari eccetera, che hanno lasciato a casa milioni di dipendenti senza una lira e hanno lasciato a casa milioni di correntisti che hanno perso tutti i soldi. Le Poste Italiane hanno sempre guadagnato e hanno fatto dividendi che sono enormi. Perché dobbiamo privatizzarla? Allora viene fuori la necessità. Attenzione, io vorrei parlare direttamente con i nostri ascoltatori. È necessario perché sennò lo Stato non ha più soldi. Allora, dopo tutta questa quantità di PNRR, dopo il 110% che è stata una truffa a 360 gradi, adesso bisogna svuotare la banca di fiducia degli italiani. Soprattutto perché di fiducia? Perché lì ci sono i risparmi dei pensionati, ci sono i risparmi delle persone anziane, è la fiducia degli italiani. Improvvisamente la fanno sparire, perché quella è soprattutto una banca. E di questo appunto ne vogliamo parlare e poi entreremo anche nei dettagli. E con noi abbiamo delle persone che sono non solo esperte ma anche interessate a questo tipo di fenomeno che è veramente spaventoso. Vorrei aggiungere un altro fatto, che tutte le privatizzazioni avvenute in tutta Europa, non solo in Italia, sono state fallimentari. Addirittura in Inghilterra hanno privatizzato le aziende, poi lo Stato li ha ricostituite perché i privati che avevano comprato le aziende le hanno mandate in fallimento, perché le hanno svuotate di tutti i tesori, ne hanno fatto liquidità e poi le hanno mandate a quel paese. Quindi gli inglesi sono stati truffati e questo era naturalmente una grande politica dell'epoca, che era la Margaret Thatcher, che si è inventata di fare soldi vendendo aziende. Allora attenzione, per fare un'azienda ci vogliono anni, per distruggerla ci vogliono 30 secondi e per distruggere le Poste Italiane ci vuole un nanosecondo, basta firmare una legge. Ecco, in questo senso abbiamo 3 esperti che ci aiuteranno a far capire ai nostri telespettatori che questa non è solo una decisione avanzata, diciamo, pericolosa, ma potrebbe raffigurarsi anche una truffa, perché poi vi spiegheremo a cosa servono questi 20 miliardi che lo Stato darebbe, i privati darebbero allo Stato per comprarsi questa mega struttura che è invitata in tutta Europa.
Sì, presentiamo gli ospiti che sono con noi e ci aiuteranno ad approfondire questo argomento e anche e soprattutto a capire quali possono essere le conseguenze. Ringrazio per essere con noi in studio Massimo Zanetti, buonasera, grazie di essere qui con noi, coordinatore confederale della UILPA di Padova. Saluto in collegamento il professor Francesco Pontelli, buonasera professor Pontelli. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei, giornalista economico, e saluto e ringrazio per essere con noi in studio Stefano Gallo, buonasera, funzionario regionale della SLC CGIL del Veneto. Ecco, quindi abbiamo due esponenti del mondo sindacale e un economista che ci aiuteranno a capire quali sono anche, Ermanno, come dire, appunto, come dicevo, le conseguenze, dove si vuole arrivare. Ma dove si vuole arrivare lo raccontiamo strada facendo, non vorrei bruciare in anticipo, diciamo, i passi definitivi. Dove si vuole arrivare? Si vuole far cassa perché c'è bisogno di contanti, ma come verranno spesi questi contanti? Questa è un'altra bella domanda che andremo a spiegare ai nostri telespettatori. Allora io partirei con la prima, diciamo, col primo intervento, con il primo contributo che ci aiuta a capire cosa stiamo vendendo, cioè i gioielli di famiglia e quali vantaggi o svantaggi ne traiamo. Il contributo numero 1. Privatizzare una parte di Poste Italiane per fare cassa e ridurre il debito pubblico. L'operazione fa parte di un più ampio piano di privatizzazioni di società pubbliche, tra cui Eni e Ferrovie, con cui il governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro entro il 2026. Obiettivo: ridurre il nostro debito tramite i guadagni della vendita delle quote detenute dallo Stato. Poste Italiane è una società pubblica controllata dallo Stato per il 64% del suo capitale sociale. Il Ministero dell'Economia, il MEF, ha una partecipazione diretta del 29,26% e una quota indiretta del 35% tramite Cassa Depositi e Prestiti, società pubblica che gestisce i risparmi postali degli italiani e controllata dal Ministero stesso. Fino a pochi anni fa il MEF deteneva quote di Poste Italiane ben più alte. Nel 2015 il governo Renzi decise di venderne circa il 35%, ricavando poco più di 3 miliardi di euro che contribuirono alla riduzione del debito pubblico. Ora la cosa si ripete con il decreto del governo Meloni che prevede un'ulteriore vendita di quote con la clausola che la partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane non deve scendere al di sotto del 35% complessivo tra MEF e Cassa Depositi e Prestiti. Vendendo l'intera partecipazione del MEF, cioè il 29,6%, il ricavato calcolato potrebbe ammontare a circa 4 miliardi e 400 milioni di euro. In questo modo il MEF potrà emettere meno titoli di Stato, indebitandosi meno, risparmiando in termini di interessi passivi. Ogni anno l'Italia fa centinaia di miliardi di euro di debito per mantenere in funzione la macchina statale. Nel 2024, come avvenuto già nel 2023, le emissioni di titoli di Stato saranno pari a circa 360 miliardi di euro che si aggiungono all'enorme debito pubblico, oggi superiore ai 2.900 miliardi. Per ripagare il debito lo Stato spende circa 80 miliardi di euro all'anno di interessi. Fare meno debito significa dover pagare minori interessi, ma quanto risparmiamo di fatto? Secondo il ministro Giorgetti il risparmio sarà di circa 200 milioni all'anno. È da ricordare che ogni anno il Ministero dell'Economia però incassa i dividendi da Poste Italiane e vendendo parte delle quote ne incasserà meno. Nel 2023 i dividendi hanno fruttato al Ministero 259 milioni di euro. Secondo le previsioni, questo ricavo potrebbe arrivare a circa 320 milioni nel 2024. Così, tra mancati dividendi e minori interessi sul debito, scopriamo che in questo modo allo Stato mancheranno alla fine all'appello almeno 100 milioni di euro all'anno. Ma allora, per quale motivo si dovrebbe sostenere un'operazione del genere? Ecco, questa è una bella domanda. Perché dobbiamo vendere quando non ne abbiamo alcun vantaggio? E ammesso che ci siano dei vantaggi, costi e benefici si parificano
oppure sono più i danni rispetto ai benefici? Ecco, in questo senso, Massimo Zanetti, vorrei da lei una prima risposta. Beh, devo dire che avete già fatto una rappresentazione plastica così chiara ed efficace che la domanda è: perché uno deve vendere la propria casa per poi mettersi un mutuo e quindi essere nelle stesse condizioni, perdendo anche il bene proprio? Significa che ci sono due problemi. Vende una bella casa per comprare una... Sì, tra l'altro, ma allora le motivazioni possono essere due. La prima, c'è poca lungimiranza, e io penso che sicuramente ci sia poca lungimiranza. La seconda, evidentemente c'è qualcosa che ci sfugge, c'è qualche interesse di altra natura, perché mi viene da sorridere immaginare che si cede il 30% della quota in capo al mio ministero, che è il MEF, 29,6 per la precisione, per ricavare quanto voi avete correttamente indicato, pensando che questo possa aggredire il debito pubblico, che ha toccato 3.000 miliardi di euro di debito. Un normale buon padre di famiglia penserebbe, per esempio, di guardare dove si spendono i denari e magari dove si possono recuperare i denari, perché c'è qualche figlio che non si comporta bene, per spiegarlo ai telespettatori. Questo è ancora un paese che, piaccia o non piaccia, ha il primato triste dal mio punto di vista nei 27 paesi europei, ma per la verità anche fuori dai paesi europei, di essere tra coloro i quali hanno il maggior numero di evasione fiscale. L'Agenzia delle Entrate ci comunica che l'anno scorso l'evasione ha toccato i 98,7 miliardi di euro. Allora uno gli viene in mente che invece di recuperare 400 milioni dalla vendita, da un pezzo di vendita delle poste, che come correttamente diceva lei è un'azienda sana, fa utili, ha fatto l'anno scorso quasi 2 miliardi di utili e quindi i dividendi che ha distribuito al MEF sono uguali o superiori a quello che ci ricavo se lo vado a vendere. Quindi una persona normale direbbe: io perché dovrei fare questa sciocchezza? Una persona normale. Ma siccome siamo nel campo del paranormale, neanche dell'anormale, se no mi becco una querela, del paranormale, evidentemente bisognerebbe chiedere qual è la vera motivazione sottesa e che evidentemente non viene adeguatamente rappresentata. Tra l'altro c'è un aspetto sociale che io non butterei dalla finestra. Poste Italiane, con la varietà degli uffici che ha in tutto il territorio nazionale, svolge anche un compito sociale, perché immaginiamoci paesini anche nel nostro Veneto, ma prendiamo Padova e provincia, dove con tutta probabilità l'ufficio delle poste di Vescovana o di troviamo un altro piccolo comune di Arre o di Maser, di Valvaneo. Perfetto, probabilmente scomparirà, arrecando anche un problema non di poco conto, non solo all'anziano ma anche alla persona che ha il proprio conto corrente lì per le attività che lei faceva riferimento, perché in fondo Poste Italiane è anche una banca importante, ma anche per i servizi, il recupero della pensione e quant'altro. Quindi c'è sia un vulnus sotto l'aspetto economico, perché io non vedo una strategia sensata, e poi perché ha una ricaduta anche negativa in termini di servizi alla collettività, come dire, a me di quello che succede ai cittadini me ne interessa assai poco. Certo. Chioso l'ultima, come dire, faccio l'ultima osservazione che così mi faceva venire lei con la sua introduzione assolutamente precisa e mica banale, tutt'altro. Ma perché continuiamo a svendere i nostri gioielli di famiglia quando storicamente è stato dimostrato che non è 5 sono andati bene, uno è andato male, dice quello l'abbiamo pensato male. Tutti quelli che hanno fatto agli anni 60 in poi, che erano sostanzialmente dello Stato, o comunque la quota di partecipazione azionaria era superiore al 51%, si sono rilevati dei fallimenti. Cioè, qui prodeste, a chi va il vantaggio? Se poi allarghiamo lo sguardo in Europa, lei ci ricordava non solo l'Inghilterra, ma io le potrei fare l'esempio anche in Francia e in Germania, laddove l'hanno fatto, poi lo Stato ha dovuto mettere i propri capitali per recuperare situazioni di dissesto finanziario spaventoso. Allora, e ha speso più di quello che ha ricevuto. È quello che ho appena detto. Quindi la domanda è: ma questa classe politica, questa è quella di prima, sì, che aveva fatto più o meno le stesse cose in altri ambiti, mi viene in mente TIM per esempio, no? La Telecom. Sì. Boh. E allora io dico, ma questi ci vedono lontano, vogliamo dire o hanno problemi di miopia? Sì, vogliamo dire ai nostri spettatori chi era la TIM.
La TIM era la quinta società come dimensioni a livello mondiale e aveva reti televisive reti telefoniche in America, in Africa, in Asia. Sono state svendute. Io credo soldi, che noi paghiamo, ma poi sicuramente il contributo degli altri ospiti sarà ancora più interessante da sentire. Paghiamo lo scotto di una classe dirigente che nell'ultimo quarto di secolo ha avuto sicuramente problemi di carattere oculistico. Sono miopi, pure astigmatici, quindi sbagliano pure nella conversione dei numeri, e questo noi paghiamo, questo scotto qui, poco lungimiranti, non hanno idea del paese dove lo devono portare. Ci sono tanti debiti, sì. C'è altro modo per recuperare questi debiti? Assolutamente sì. Non c'è la volontà di farlo. Certo. Pontelli, una sua visione della necessità di vendere questa azienda, a quali prezzi, a quali costi, e come poi questa situazione ricadrà sulle spalle di tutti noi. Prego. Ma innanzitutto bisognerebbe comunque cominciare a ragionare in termini economici, per cui non è vero che la vendita delle Poste Italiane ridurrà il debito, esattamente come è avvenuto negli anni 90, perché questo è un film già visto negli anni 90, voi avete fatto giustamente riferimento a TIM, ma non dimentichiamoci Autostrade, ma non dimentichiamoci Eni, ma non dimentichiamoci Enel. Allora è stato venduto non per ridurre il debito, perché il debito non si è mai ridotto, è stato utilizzato per ridurre il deficit, per avere cioè un po' di respiro nel brevissimo termine, perché con 3-4 miliardi che incasserebbe lo Stato e il Ministero dell'Economia da questa vendita non riduci certamente il debito, che adesso è 2.987 miliardi su di una spesa di 1.100, cioè è una cosa ridicola. Uno che ha studiato sul Monopoli può venirti a dire così riduco il debito. È solo un modo per mascherare, per avviare un maquillage contabile che permetta di coprire, per esempio, dico una stupidaggine, l'aumento delle spese militari, per esempio, gli 8 miliardi spesi per i carri armati Leopard combatti la Germania, potrebbero essere utilizzati questi 4 miliardi per coprire il 50% di questa spesa. Potrebbero anche essere utilizzati per le spese di avviamento del ponte sullo Stretto di Messina, altra opera fondamentale, per cui non c'entra nulla il debito, non c'entra nulla, c'entra il deficit, che quindi è, come diceva giustamente nell'intervento precedente, è un'operazione che ha un'ottica di forse 20-25 giorni, massimo 30, poi alla fine tutto torna come prima. Qual è il problema? Noi abbiamo una classe politica, ha fatto giustamente prima riferimento al governo Renzi, che è stato, dal mio punto di vista, non che ce ne siano stati di peggiori del suo, dei migliori, ma il peggior governo della storia della nostra Repubblica, perché ha avuto come d'incanto la possibilità l'unico governo della storia dal dopoguerra ad oggi, la possibilità di ridurre il debito pubblico grazie all'azzeramento dei tassi di interesse legati al quantitative easing. Allora il presidente della BCE era Mario Draghi, che con la sua politica monetaria fortemente espansiva, delle cui conseguenze paghiamo adesso, ma comunque in quel periodo passò appunto il costo degli interessi sul debito da 93-94 miliardi a 60-62. Invece di ridurre il debito, perché 30 miliardi cominciano ad essere una quota interessante anche sotto il profilo politico, strategico e comunicativo da dare ai mercati finanziari, il governo Renzi, esattamente con quei grandi personaggi, Calenda, Padoan e compagnia bella, allora ha deciso di aumentare il debito pubblico, ha venduto una quota di poste, perché? Semplicemente per ridurre il deficit, per riuscire a raggiungere il pareggio del deficit, scaricando ogni criticità o sul debito o appunto acquisendo risorse attraverso la vendita di un gioiello. A me quello che fa paura, in tutta sincerità, innanzitutto, se continuasse questa vendita delle Poste Italiane, per la prima volta un accordo tra azionisti potrebbe mettere in minoranza lo Stato, una cosa che è già stata paventata, che potrebbe essere possibile, perché nel momento in cui due grossi investitori acquisissero una quota importante, potrebbero mettere addirittura, qualora lo Stato andasse sotto il 50%, potrebbero mettere in minoranza lo Stato. E soprattutto, la mia paura è che
tutti i risparmi postali di cui è dotata Poste Italiane potrebbero diventare la base per una leva finanziaria senza fine. Ed certo. È questo che secondo me è il più grande pericolo, ed è questo al quale mirano questi nostri politici italiani, ovviamente con la complicità di operatori finanziari. L'obiettivo finale è il risparmio dei libretti postali che sono depositati presso le nostre poste e utilizzarli come base, come leva finanziaria, come garanzia per operazioni di puro interesse finanziario. Questa è la realtà. E in questo contesto io mi domando come la magistratura ancora adesso stia ferma e non abbia avviato un'azione di un'informativa, un'indagine informativa per capire cosa veramente ci sia, perché qui stiamo ragionando degli equilibri macroeconomici dello Stato. Certo. Perché nel momento in cui i risparmiatori delle postali si vedessero loro obtorto collo essere utilizzati come leva finanziaria, cadrebbe uno dei pilastri dell'economia finanziaria italiana. Allora, hanno messo come alibi il recupero delle finanze dello Stato, cosa assolutamente impossibile, anche se veramente venissero destinati a recuperare una parte del debito. Quello che ha detto Pontelli giustamente ha citato due cose importanti: come incominciare a fare il ponte di Messina se non ci sono i soldi, e quindi il signor, diciamo, il nostro autore del ponte, o comunque quello che è subentrato a Berlusconi per fare il ponte, non saprebbe come cominciare e chi pagare eventualmente, e questo è solo il punto di partenza. L'altro aspetto è la guerra. Noi non abbiamo soldi per comprare le armi, quindi parlare di finanza e invece dire poi alla fine vanno a finire in tasca a dei privati, ma soprattutto non italiani, questo è un'altra cosa. C'è un aspetto ancora peggiore, che questi soldi non vengono investiti per i cittadini, vengono investiti per far crescere un'industria che è contraria a quello che è l'economia del Paese. Quindi, cari armati, non servono all'economia del Paese in questo momento che è in crisi. Il ponte di Messina potrebbe servire tra 50 anni, quando ci avranno fatto le strade in Sicilia e in Calabria, per poter arrivare quantomeno al ponte, perché sennò il ponte lo passi a piedi. Ecco, questa è la situazione attuale. Hanno già cominciato a, diciamo, rimborsare i terreni però chiaramente il costo del ponte non sarà di 13 miliardi, perché abbiamo visto poi il nostro ponte di Venezia, che sarebbe quello del Mose, che è partito con 1.900.000.000 e è finito a 8 miliardi e ancora non è finito, e ancora è funzionante a mano e non attraverso, diciamo, meccanismi elettronici come era stato progettato. Quindi il progetto non è esecutivo, quello del Mose. La stessa cosa succederà col ponte di Messina, salvo il fatto che è una zona estremamente soggetta a terremoti, di conseguenza rischio anche questo. Ma torniamo al discorso delle poste. C'è un aspetto anche umano, c'è un'altra economia che viene intaccata. Parliamo di centinaia di migliaia di dipendenti che resteranno a casa. Quell'economia peserà sull'economia del Paese e anche sull'economia del bilancio dello Stato. Quindi bisogna, quello che diceva giustamente Zanetti, bisogna aggiungere anche il peso e l'economia del Paese, che 100.000 persone che hanno stipendio o perderlo improvvisamente con una sorta di ti mando in pensione pressappoco, che sappiamo che le pensioni oggi sono al limite. Prego allora lasciare la parola a Stefano Gallo. Sì, buonasera di nuovo. Questo è un problema che può essere un problema, perché si parla, se la privatizzazione va in porto, non sappiamo neanche ancora intanto quando verrà fatta, perché è vero che è in programma, però non sappiamo ancora quando verrà. Noi pensiamo che il governo dovrà discutere eventualmente di questo dopo le europee. Infatti perché vogliono salvarsi le ovvio, le basi elettorali. E sarebbe però anche da fare una domanda, apro una piccola parentesi, giustamente alla Meloni, visto che nel 2015, quando lei era dall'altra parte, diceva che era un errore privatizzare Poste. E ora però dà seguito a quello detto nel 2015. Quindi
è da capire intanto come verrà fatta, quando verrà fatta e in che tempi, e poi giustamente l'occupazione dei dipendenti. Poste ora cuba circa 116.000 dipendenti, 113.000, anni fa ne erano 120.000, ma oltre ai dipendenti, che è una cosa importante, anche poi al servizio sociale che andrà a fare, perché ora Poste ha un accordo quadro Agicom sino al 2026 di presidiare il territorio con recapito e con presidio di sportelleria. Il piano industriale presentato pochi giorni fa, che è di 5 anni, prevede anche di rivedere quell'accordo quadro Agicom, ed è veramente un problema, perché stranamente si parla di piano industriale, si parla di privatizzazione, tutto assieme. E per noi sono in discussione due principi saldi: occupazione e servizio alla clientela, perché Poste ha il compito di servire la clientela. Ora, già adesso ci lamentiamo, ci sono lamentele di cittadini che aspettano ore e ore in coda per tirare una raccomandata, per fare un telegramma, un bonifico. Oggi, da qua a 1 anno e mezzo, 2, cosa ce ne sarà? Come diceva prima il collega, c'è il rischio che uffici di piccoli paesi vengano chiusi, addirittura che neanche passi più il portalettere, certo, in quei territori. Ricordiamoci che Poste è nata per la consegna di corrispondenza, certo. Poi l'evoluzione, tutto quanto, ha fatto sì che Poste sia come una banca. Ora Poste vende anche assicurazioni, vende telefonia, è come si può dire, un multiservizi. Quindi noi chiediamo al governo, e infatti ci stiamo anche mobilitando, tra l'altro ne approfitto per dire che il 18 maggio noi saremo assieme a CGIL, CISL, UIL e alle altre sigle sindacali autonome. Il 18 saremo davanti alla prefettura a Venezia, scusatemi, a manifestare contro la privatizzazione, e anche il 30 di maggio è previsto un presidio sotto al MEF, perché noi di queste cose non vogliamo che Poste venga, come dire, svenduta, soprattutto per due motivi che ho detto prima, e scusatemi se mi ripeto: occupazione e anche servizio sociale. Certo. Il rischio che anche 10.000 lavoratori stiano a casa, ora non voglio fare allarmismi, però è una cosa che non può non andare, come dire, non si può non tenerne conto, diciamo, ecco. Certo, certamente, quindi si sta prospettando un danno non facilmente calcolabile. Allora, se le poste vengono in qualche maniera manipolate, se ne avvantaggeranno altri, perché sono servizi di consegna. Uno di questi può essere Amazon, che avrà tutto di vantaggio, perché togliamo di mezzo una concorrenza. Depositi: chi prenderà in mano la banca delle poste avrà 200 miliardi di disponibilità di depositi, che naturalmente siamo sicuri che le tratteranno bene, che saranno. L'altro aspetto sono gli sportelli aperti, quello che diceva lei giustamente prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho un servizio, ma non ho soltanto un servizio per mandare via la posta piuttosto che un pacco, eccetera, ma un servizio anche bancario. Quindi io posso prelevare. In questo momento le banche stanno chiudendo tutti gli sportelli. Io ho ricevuto delle raccomandate dicendo: siamo a vostra disposizione al numero tale del sito tal dei tali, però gli sportelli non ci sono più. E non è la banca, si chiama Banca Intesa San Paolo, tanto per sapere, insomma, ma credo che l'ha mandato a tutti i suoi clienti, non solo a me, e di conseguenza uno che ha bisogno di avere, non ha quella capacità di andare piuttosto che, ma stanno chiudendo anche i bancomat, cioè gli sportelli per i bancomat, dove posso prelevare un minimo di liquidità perché ne ho bisogno. Certi negozi non vendono ancora con la carta di credito, eccetera, e poi è giusto che uno abbia un po' di denaro liquido in tasca, perché è sempre utile. E questo stanno scomparendo, ma le poste, se restano aperte, vanno in concorrenza con le banche, e allora le banche, se non ne possono agevolare.
tutta questa varietà di servizi viene improvvisamente a mancare. Ma non è solo la privazione del servizio, ma l'avvantaggiare la concorrenza a gestire diversamente il rapporto e avere più forza contrattuale nei confronti invece dei cittadini che mettono i soldi nella banca perché è il loro salvadanaio, ma abbiamo scoperto che di salvadanaio ce n'è gran poco nelle banche. Ecco, la cosa invece succedeva nelle poste, perché le poste davano dei dividendi, avevano una capacità e una tranquillità di gestione molto importante. Allora diciamo che è bene che i nostri telespettatori sappiano e si rendano conto di quello che sta succedendo. Non ti porterò più la posta a casa, è ben un'altra cosa. Io in questo momento ti tasserò diversamente. Ti metterò un sacco di prebende che andranno in tasca a banche, andranno in tasca ad altre persone, ma non certamente a vantaggio dei cittadini. E ripeto, questi soldi servono, come diceva giustamente Pontelli, serviranno per il ponte di Messina sicuramente, perché non ci sono i soldi in questo momento, ce lo dicono loro, abbiamo bisogno di finanza, ma certamente non va a diminuire il debito è migliaia di volte più grande, per cui questo è una goccia nell'oceano, e poi naturalmente l'acquisto di armi. E in questo senso vediamo il secondo contributo per approfondire meglio il tema. Il tema delle privatizzazioni è sul tavolo politico ormai da 30 anni e da 30 anni si continua a sostenere che il privato è bello e il pubblico è brutto, ma l'esperienza ci ha insegnato che negli anni, privatizzando, siamo riusciti a distruggere interi comparti, svenduto, fatto a pezzi l'IRI, smembrato industrie di Stato per risanare un debito pubblico che, come sappiamo, poi risanato non è stato, ma da un punto di vista strategico, e lo abbiamo visto con il Covid, non devono esserci dei comparti dello Stato dove lo Stato fa lo Stato? Oggi Poste Italiane detiene e gestisce dati personali dei risparmiatori che hanno affidato i loro risparmi alla più grande azienda del Paese. Si tratta di 35 milioni di clienti con i loro dati e oltre 180 miliardi di risparmio postale. Cittadini e famiglie che hanno risparmiato a piccoli passi per una vita e che cercano sicurezza e garanzie restando lontani dalle logiche del profitto. Ma se si mettono sul mercato le quote azionarie, non sappiamo ad oggi chi sarà a gestire i dati dei risparmiatori e il loro patrimonio. Il rischio concreto è che cambino gli obiettivi con una nuova gestione, che penserà più al profitto societario privato e meno alla funzione sociale e al benessere del Paese. E allora chi ne beneficerà da queste privatizzazioni? E soprattutto chi è che spinge verso la vendita degli asset pubblici? Da una parte c'è l'Europa che ci chiede di ridurre il debito pubblico, dall'altra le potenze europee industriali ed economiche che vogliono mangiare evidentemente sull'economia italiana. E poi ci sono i fondi di investimento che spingono le istituzioni pubbliche a privatizzare con la falsa promessa di essere più efficienti nella gestione aziendale. E così oggi, anziché lavorare per trovare gli sprechi nella spesa pubblica, si pensa a svendere quote di società in salute. Non sembra una cosa molto logica. La privatizzazione, inoltre, suona come una specie di dichiarazione di fallimento dello Stato e del governo. Privatizzando le poste, inoltre, si entrerà in concorrenza con le banche tradizionali che gradualmente stanno chiudendo i loro sportelli e i bancomat, provocando quella che si chiama desertificazione bancaria. Forse c'è il timore che se le poste non faranno lo stesso, la clientela si sposterà dalla banca alla posta che ha le agenzie sotto casa e che è da sempre punto di riferimento per i pensionati e gli anziani, in genere poco avvezzi alla tecnologia. Mettendo sul mercato altre quote di Poste Italiane si arriverà a una riduzione del numero degli sportelli, meno punti di prelievo, meno occupati. Obiettivo forse è quello di creare la situazione ideale per l'introduzione della valuta e del portafoglio elettronico, così come da programma dell'Unione Europea. La scusa è la lotta all'evasione fiscale, con meno contante in circolazione, ma di fatto potrebbe essere come porgere il fianco anche alla criminalità. Totò Riina lo aveva detto ai suoi giovani: studiate ed entrate nei posti che contano. La criminalità ha già confidenza con le criptovalute, ora c'è il rischio che si possano approfittare anche di quelle istituzionali.
Ecco, abbiamo fatto un quadro, Tullio ha fatto un quadro abbastanza raccapricciante di quello che sta succedendo, quindi Massimo Zanetti, prego, vuole aggiungere qualcosa? Aggiungo una cosa che è emersa, perché mi trova assolutamente d'accordo le cose che sono state dette sia nei servizi sia negli interlocutori, in particolare anche il professore che ha parlato prima. Vede, c'è una cosa che però mi sembra che sfugga da troppo tempo, ed è il valore del capitale umano, le persone. E questo è un paese che sembra abbia messo in fila 1000 interessi, dimenticando l'interesse più importante, il lavoro, ma il lavoro è dato dalle persone. Mi viene in mente un imprenditore lungimirante, intelligente, che insomma sapeva fare i profitti, che si chiamava Olivetti, ma che sosteneva che il capitale più grande della sua azienda non era ciò che produceva, ma erano le persone, e non a caso quell'azienda i profitti li sapeva fare nel rispetto dell'economia e anche nel rispetto del valore sociale che ma lei mi le... provoca non solo, ma anche perché... no, ma nella produzione entusiasmava talmente tanto i suoi dipendenti, guardi, che il primo computer al mondo è stato fatto dalla Olivetti, perché era gente che si metteva l'anima. Recentemente una serie, come dire, di libri usciti, ce n'è anche una di una mia carissima amica, che sia la dottoressa Antonella Vecchi di Verona, che si chiama Il bel lavoro, che non è un libro filosofico la cui caratteristica è di fare il sognatore, ma è semplicemente di dimostrare come si può produrre, aumentare la produttività, generare ricchezza partendo dalle persone, non utilizzandole come dei limoni che si spremono e poi si buttano. Lei prima faceva un riferimento molto interessante, e lo diceva anche il professore, questi servizi che oggi Poste fanno, a chi è che andranno se poi in Veneto si calcola che possono chiudere più o meno 170 uffici postali e 9.000 persone rischiano di stare senza lavoro? Cioè la lettera che ancora arriva a casa, la cartellina verde, atti giudiziari, chi è che la porterà? Lei citava Amazon. Sì. Vogliamo vedere le condizioni dei lavoratori di Amazon, quali sono, rispetto a quelli di un postale che comunque non gode lo sfruttamento totale, valore economico rispetto al lavoro che produce. E allora io penso che peraltro Amazon non paga le tasse in Italia, le paga all'estero. Sì, tra l'altro piccola cosetta. Allora io penso che anche su questa partita bisognerebbe chiedere alla politica, quando comincia ad immaginare che il valore del capitale umano è un valore che non può prescindere dal profitto, ma è il primo valore, e che un investimento intelligente viene fatto prima di tutto sulle persone. Siccome noi invece oggi pensiamo solo al profitto per il profitto, poi non ci dobbiamo stupire se ruzzoliamo a terra facendo scelte economiche che sono improduttive, sia rispetto agli asset che abbiamo azionari e quindi ai dividendi da distribuire, sia rispetto a una filosofia economica più generale. Il problema qual è? È che questa malattia, perché io la considero tale, cioè quando il capitalismo perde di vista il valore umano, il valore, no? Ci sono economisti molto avanti, uno è un premio Nobel, che dice che quando avviene questa divaricazione, la divaricazione è così smisurata, il capitale perde persino la sua funzione economica, quindi non svolge più quella funzione, diventa un'aberrazione. E io temo che questo tipo di orientamento che si sta sviluppando non solo qui in Italia ma anche in altri paesi europei ci porti a sbattere contro il muro, con un piccolo problema, che chi sta bene starà ancora più bene e la fascia di quelli che stanno male tenderà ad ampliarsi in maniera smisurata. E allora il problema quale sarà? Tentare poi di mitigare il conflitto sociale, perché insomma lei mi insegna che a un certo punto, a forza di spremerlo, quel limone arriverà un momento in cui non è più spremibile e quindi qualcuno si arrabbierà anche, ma non perché è un rivoluzionario in nuce, semplicemente perché non ce la fa più. Allora io credo che lì la politica dovrebbe sapere due cose: che ci vuole visione per governare un paese, idee, prospettive, e tutte queste cose messe insieme non possono prescindere, ripeto, dal capitale umano da un lato e dall'altra forza straordinaria che sono la forza giovanile. Noi siamo un paese vecchio,
e la cui prospettiva futura, ma parlo tra 20 anni, sarà far fronte non solo al deficit a cui faceva riferimento il professore, che è il vero motivo per cui devono fare cassa velocemente, o al debito, ma immaginare che per esempio altre cose rilevantissime che poco hanno a che fare con la discussione interessantissima di questa sera, penso al sistema pensionistico, non staranno in piedi, perché già oggi nel Veneto, in 2 province, Rovigo e Belluno, la proporzione tra forza lavoro attivo e pensionati è 1:1, e quando il sistema nazionale sarà questo rapporto non sta più in piedi. Certo. E allora qualcuno dovrebbe domandarsi che cosa fare, invece di preoccuparsi di vendere le aziende e i gioielli di famiglia che funzionano. Ma qui manca la politica, la visione. E lei prima diceva che il governo di allora, che era il governo di uno che diceva di essere di sinistra, che era Renzi, che ha fatto cassa in un momento che politicamente ed economicamente era pure vantaggioso per il paese, perché gli interessi erano così bassi che invece di spendere 80 miliardi di euro sugli interessi del debito pubblico ne spendevamo un terzo, certo. E che quella differenza poteva servire per abbassare il debito. Sì. E invece che cosa si è pensato di fare? Anche lì di fare operazioni di marketing, non voglio essere maleducato e dire altre cose, e gli effetti si sono visti negli anni a venire. Il problema è che quei signori sono ancora in politica. E ancora oggi fanno danni. Il problema è questo: almeno io ho sbagliato, mi ritiro, faccio altro nella vita, no? E invece continuano a far guai. Certo, ma per dare informazioni ai nostri telespettatori dobbiamo ricordare il governo, quando siamo passati dalla lira all'euro, no? Prodi, che era il manovratore di scarsa capacità, e cosa ha fatto? Ha passato la lira a 1900, praticamente 2000 lire, 1 euro. La Germania ha passato un marco a 1 euro. Allora, se si cambiava marco-lira, il marco valeva 1300 lire. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo pagato l'euro il 50% in più di quello che ha pagato la Germania. Questo l'ha fatto per un motivo, perché è vero che noi abbiamo dovuto supplire per comprare, quindi il debito è ricaduto sulle nostre tasche e direttamente non ce ne siamo accorti, ma quello che lui voleva fare, e l'ha fatto in maniera impropria, era quello di dimezzare il debito, perché contemporaneamente il debito dello Stato italiano era dimezzato. Quindi la cosa poteva funzionare. È arrivato il governo Berlusconi subito dopo e ha fatto il debito, si è mangiato nel giro dei 5 anni tutto quello che noi abbiamo sacrificato. Ecco, questa è la politica italiana, e evidentemente sono persone che sanno manipolare i soldi. Io non credo che siano così ingenue da non capire quello che stanno facendo. Sanno esattamente cosa devono fare, solo che danno la colpa a noi perché siamo evasori per 90.000 o 9.000 euro. E lascio la parola a Pontelli. Allora, questo passaggio, indiscriminato, e questa vendita assurda che ci troviamo di fronte a, com'è possibile bloccarla eventualmente? La consapevolezza dei cittadini può portare a una sorta di presa di posizione, indipendente dal fatto che sono più o meno correntisti della banca delle poste, perché le poste sono parte integrante, sostanziale dello Stato. Ma guardi, il problema in parte il nostro è un problema essenzialmente culturale, è un problema ed è un problema proprio di strategia economica, come è stato giustamente detto prima. Se noi guardiamo come è cambiato il sistema bancario, possiamo intravedere quale sarà il cambiamento del sistema della rete postale. Le banche sono diventate degli operatori finanziari e oltre il 50% dei propri incassi è relativo al pagamento dei fee che fanno per ogni operazione. Quindi hanno perso la funzione di finanziare lo sviluppo, ma vivono essenzialmente di operazioni bancarie, di pagamenti, bonifici e quant'altro. Le poste italiane da anni ormai sono diventate un crogiolo di servizi aggiuntivi, vendita di gas e energia elettrica, che intendiamoci può anche andare bene, nessuno contesta l'ampliamento dei servizi, però anche le poste sono destinate a diventare semplicemente un operatore finanziario.
non è neppure escluso che vendano nel prossimo futuro, una volta raggiunta una maggioranza diversa che mette in minoranza lo Stato, che vendano a terzi i servizi postali e mantengono solo quelli finanziari e di vendita di energia e di gas, perché l'obiettivo è questo. Noi siamo di fronte alla più grande metamorfosi strategico-economica del nostro Paese, che è quella di finanziare di rendere un ente di qualsiasi tipo un organo finanziario, perché noi viviamo in quell'illusione che è stata introdotta, non faccio il nome, ma da un bellunese, che il mondo è cambiato, il lavoro sarà solo un lavoro di servizio, non più un lavoro manifatturiero, tantomeno industriale, e noi vivremo di servizi. Noi abbiamo un ministro in carica che il suo sogno, ha detto, è che il turismo diventi la prima industria del nostro paese, quando noi siamo già diventati la Cuba dell'Europa, perché basta viaggiare un minimo nel nostro paese per vedere come sono ridotte le nostre località turistiche, che intendiamoci, va benissimo che il turismo è sicuramente una risorsa, ma se noi perdiamo la nostra vocazione industriale, noi stiamo diventando la Cuba dell'Europa. Noi siamo, in questo contesto, noi rappresentiamo l'Argentina dell'Europa. Noi stiamo vendendo tutti i nostri asset strategici per interessi di bassa lega. C'è qualche primo ministro che riuscirà a intascare qualcosa, qualche altro ministro che dirà, visto che si vanterà di aver messo a posto le finanze pubbliche per i prossimi 30 giorni. La realtà, come è stato detto prima, noi non abbiamo nessuna visione, ma quello che è peggio, che è molto peggio del mondo, è che questo avviene con la condiscendenza del mondo accademico. Non c'è un economista che abbia un minimo di dignità, che si alzi in piedi, che dica: ragazzi, così stiamo regalando il nostro paese e lo facciamo diventare un paese da terzo mondo, perché se non abbiamo asset industriali, se non abbiamo asset infrastrutturali di livello, noi diventiamo tutti un popolo di camerieri. Lo ha detto, tra l'altro, il paradosso è visibile su Instagram, Gratteri, l'attuale procuratore capo della Repubblica di Napoli, che faceva l'esempio che una volta noi facevamo le macchine, noi abbiamo svenduto l'industria automobilistica perché una famiglia si è inventata di svenderlo ai francesi. Noi stiamo chiudendo Maserati licenzia 178 persone. Noi siamo di fronte ad un disastro industriale senza precedenti, e questo è cominciato 30 anni fa, ma mi aspettavo che di fronte ad un governo che dice di essere dalla parte, intendiamoci, l'ultimo governo ha una minima parte di responsabilità, perché la responsabilità è tutta degli ultimi governi, a partire da Monti. Noi non abbiamo visione industriale. Oggi è uscito il comunicato tanto per restare nell'ambito nostro padovano, la Riviera del Brenta, polo mondiale della calzatura di lusso, ha dichiarato un calo di produzione, una flessione di produzione del 25%. Io chiedo, ma l'assessore alla produzione della regione Veneto dov'è, o sta facendo la lotta con Zaia contro Salvini? Ma ci rendiamo conto in quale situazione ci troviamo? Quando un settore dichiara meno 25%, vuol dire che la situazione è drammatica, soprattutto per la evoluzione occupazionale, e questo è un dato che è passato tranquillo, non c'è niente di... Siamo a 13 flessioni della produzione industriale consecutive, d'accordo? E non succede nulla. Noi pensiamo a vendere al posto, noi stiamo andando verso uno di quei disastri industriali senza precedenti, altro che il prelievo del 6 per 1000 del 92. Qua siamo messi molto peggio, per di più, con gli stessi politici di allora, perché non è che sia cambiato molto negli ultimi 30 anni. E come giustamente diceva prima, Renzi si ripropone per le elezioni europee, come tutti quanti gli altri. Noi presentiamo la Moratti. Ma ragazzi, ma io quello che non capisco, ma il mondo accademico dov'è? Come può stare in silenzio di fronte a questo stillicidio dell'economia italiana, questa distruzione sistematica, matematica? L'esempio più classico ce l'avete, abbiamo parlato prima della privatizzazione delle autostrade. Adesso io vi chiedo, ma in quale mondo economico liberale avanzato un gestore dell'accesso alle autostrade può aumentare del 97% l'abbonamento?
In un mondo normale la sola affermazione di questa operazione porterebbe tutti gli utenti a cambiare evidentemente servizio. Invece Telepass, forte della propria posizione monopolistica, d'accordo, lo farà. Questa è la realtà. Come giustamente prima si aumenteranno i prezzi dei servizi come si vuole, senza nessun tipo di concorrenza, come fa Telepass, e questo sarà il risultato. Ma io mi chiedo, ma dove sono gli accademici, gli economisti, i giornalisti economici? Possibile che nessuno se ne accorga? Ma è mai possibile che vada tutto bene, che si ragioni delle prossime europee e non si ragioni di quali prospettive industriali diamo alla Riviera del Brenta? Parliamo con gli calzatorieri, parliamo col tessile abbigliamento, parliamo col settore metalmeccanico, che sono tutti in flessione della produzione industriale, e il ministro dell'industria sostanzialmente non esiste. Questa è la realtà. Certamente. Noi continuiamo giustamente a parlare delle poste, ma le poste è un esempio di quella metamorfosi che si vuole introdurre, cioè crearla come un organo finanziario fine a se stesso, che rimunererà solo gli investitori, come Eni adesso. Certo, certamente abbiamo una situazione che è incomprensibile, perché non stiamo dalla parte dei cittadini, stiamo da un'altra parte. Allora, una delle domande un po' birichine, ma tutti i giornali che noi compriamo, perché il giornale costa €1,50, no? Perché non parlano di questo? Ne parlo di tutti i giornali, salvo qualche eccezione, ma è talmente piccola che è invisibile, no? E allora poi questo effetto che lei ha descritto perfettamente, dove ricade? Ricade la mancanza di una industria, quindi di un'economia in evoluzione, ricade sui giovani. I giovani si laureano, ma non ci sono aziende italiane in grado di assorbirli. Per quale motivo? Perché giustamente, come diceva lei, ci sono bisogno di camerieri, non c'è bisogno di un laureato per portare un piatto a tavola, e di conseguenza mi va bene anche l'immigrato di ieri, che guarda caso io divento anche quello che aiuta i migranti, non li sfrutta. Perché allora io posso tenere i prezzi molto bassi degli stipendi o occuparli ad ore in maniera tale che posso avere il massimo profitto, ma questa speculazione ricade sulla schiena dei giovani, sui figli di chi gestisce il turismo. E questi saranno costretti ad andare all'estero, perché all'estero trovano l'applicazione della loro consapevolezza, di aver imparato all'università determinate materie. E questo è un meccanismo, il gatto che si morsica la coda, ma diciamo che purtroppo è molto grave la situazione. Io lascerei a Zanetti la possibilità di fare una conclusione, come agli altri, molto brevemente. Grazie. Guardi, chi ci ascolta potrebbe pensare che siamo delle Cassandre, perché i ragionamenti che abbiamo fatto lasciano uno spazio di prospettiva futura, mi verrebbe da dire denegata, per dire in un'altra maniera, talmente nera che della serie si salvi chi può. Però riprendo quello che diceva il professore prima, che stasera mi trovo totalmente in linea con le sue affermazioni. Che fine ha fatto la politica industriale in questo paese? Non abbiamo citato l'Ilva, che non è una cosuccia da poca, no? Diciamo che l'industria italiana è stata venduta da Draghi. Sì, ma diciamo che negli l'Ilva, anni che era 90, la seconda, ecco, assieme a Prodi, acciaieria in Europa come produzione e volume d'acciaio, oggi è nelle condizioni in cui è, ma non è casuale la cosa, no, certo. È frutto di accordi fatti negli ultimi 3 governi a perdere, vantaggiando situazioni che per alcuni aspetti avevano caratteristiche ambientali drammatiche e per altre spostavano l'asset di chi governava quella straordinaria azienda in mano un pochino strane, ecco, la metterei così. La politica dov'era? Oggi qual è la politica industriale? Ha fatto bene il professore a dire che vorremmo sapere il ministro delle infrastrutture e dell'industria dove sono, di che cosa si occupano, di farsi una passeggiata al Vinitaly, realtà importantissima, ma io penso che, è quello che dicevo prima, se non si ha capacità di visione, prima o poi i nodi vengono tutti, perché stanno arrivando tutti al pettine.
problema qual è? È che non pagherà chi ha commesso gli errori, perché quelli si sono messi tranquillamente in cassaforte quanto serve per guardare altrove. Pagherà chi oggi è già in una condizione di difficoltà di affanno, certo, e pagherà duramente, perché poi per riprendersi da queste situazioni non sarà semplice, e non lo sarà non solo perché io forse sono miope e non solo perché porto gli occhiali, non vedo una classe politica né da una parte né dall'altra, cioè sia chi governa ma anche chi dovrebbe fare opposizione, in grado di indicare una via di uscita, perché non c'è pensiero alto, perché non c'è capacità di analisi in un contesto in cui, guardi, ci sono due potenze che l'unica preoccupazione che hanno, l'America e l'Unione Sovietica, è di fare la guerra, mentre c'è qualcun altro, e penso alla Cina, che non ha questa preoccupazione e vola economicamente, si sta comprando mezza Europa e nessuno dice nulla, ma loro lì hanno un'idea ben precisa di cosa fanno di quella mezza Europa che si comprano. Certo. E allora io credo che quando la politica è così scarsa noi dobbiamo preoccuparci. Lei prima diceva, e chiudo, perché le persone non si arrabbiano più? Cioè, perché le persone di fronte a queste constatazioni sulle quali è difficile dire che stiamo fuori asse rispetto a quello che stiamo sostenendo, non dicono più nulla? Perché parimenti alla cultura degli ultimi 25 anni che è venuta a mancare, ed è la cultura da un lato del valore del capitale umano, dall'altro del confronto, dall'altro della solidarietà, è cresciuta un'idea drammaticamente malata che è l'idea dell'individualismo. Se sto bene io, tutto quello che capita attorno a me non è un problema mio, dimenticando che domani sono io quello che avrà il problema. E allora, per cambiare questa situazione bisognerebbe fare una cosa straordinaria ed è investire sulla cultura, cioè sull'istruzione. Se lei vede i due asset di questo paese massacrati quali sono quelli che fanno la differenza tra un paese civile e democratico e uno che non lo è più. L'istruzione, dove l'investimento rispetto al PIL è l'ultimo nei 27 paesi europei, ci ha fregato persino la Grecia, che ha 11 milioni di abitanti come la Lombardia, mi spiego? Sì, sì. E l'altra è la sanità. Mi spiego? E anche lì perché ci sono tutti degli interessi collaterali ben interessanti e importanti perché vogliono privatizzare anche quella. Ecco, e allora quando un paese demolisce quelle due cose importanti, ho citato l'istruzione, vuol dire che si avrà un popolo che sarà sempre meno in grado di farsi delle domande, di esercitare quella cosa straordinaria che Beckett chiamava il dubbio. Certo. Quando tu non sei più in grado di fare questa cosa, della massa che c'è, ne fai quello che vuoi. Certo. Però ne fai quella che vuoi a vantaggio di pochi e a svantaggio dei più. Questo è il problema. Ma questa cosa, se la dico io, che sono un signor nessuno, anche se faccio il sindacalista, la dovrebbero dire, ha detto bene, gli accademici, gli intellettuali. Dove sono finiti questi signori? Cosa fanno in questo periodo? Di che cosa si occupano? Perché una volta l'intelligenza serviva a quello, a mettere in piedi un sistema di riflessione ampio che serviva per creare criticità, massa critica, analisi e quindi trovare strade alternative. Dove sono? Sono tutti nelle loro aule di studio o sono tutti a fare altro? È una bella domanda. La politica serve a ben altro. La politica serve a ben altro. Ecco, per cui diciamo, noi abbiamo fatto un servizio che andrà credo in onda questa sera sul telegiornale, sul Vinitaly. C'è arrivata una grande rappresentanza cinese, ha studiato la situazione, stanno comprando milioni di piante di tutti i tipi di vino tipico italiano e le produrranno in quantità mostruosa, dopodiché noi annegheremo nel vino cinese. E allora Stefano Gallo, a lei una conclusione. Guardi, per noi sono importanti due cose. Lei prima parlava di lavoro povero, mantenere l'occupazione, perché in poste il lavoro è povero, poste come in questi tempi, una volta poste era mamma poste, ora se lei chiede a un giovane vuole lavorare in poste italiane, la risposta è no. Il motivo è semplice, perché poste ora assume part time, dice, fanno gli slogan, assumo 1000 persone ma alla fine sono 500, e lei capisce che un ragazzo giovane che magari viene dal sud Italia per lavorare qua al nord per poste italiane con 800 euro al mese, quando che di affitto di un monolocale te ne costa 600, dicono piuttosto vado a fare, con tutto il rispetto come diceva prima Massimo, il cameriere. Certo. E questa è poste che per anni è stata
un'azienda dove ma Poste era a posto sicuro, certo, e vado in pensione. Ora non si sa neanche se si va in pensione. La seconda cosa è il servizio alla clientela, perché Poste noi abbiamo ancora oggi lo scopo sociale. Prima vedevo sul servizio, l'ultimo servizio, un totem del progetto Polis. Sapete che Poste sa benissimo dallo Stato ha incassato o dovrà ancora incassare una quota di quegli 800 miliardi per fare il Polis, che detta così dall'azienda sembra che vada a risolvere i problemi della burocrazia, tipo ora si va in un ufficio postale, questa è l'idea che ha Poste, e si può richiedere i documenti che si chiedono ai vari comuni. Ma con quale strumentazione? Come lei citava Olivetti, Poste ha strumenti ancora obsoleti, Poste vende fibra quando ha la rete che fa acqua in tutte le parti. Ecco perché poi ci sono code chilometriche agli sportelli per l'infrastruttura che ha Poste, che è infatiscente, e poi anche perché è sotto personale. E la privatizzazione, questo è. La pura nostra è che si vada a colpire anche le ricadute personali. Ecco, allora lei mi suggerisce un'altra conclusione. In questa evoluzione naturalmente delle poste, di tutte le attività che sono state attivate, eccetera, non c'è stata una ristrutturazione delle poste. Le poste sono rimaste praticamente congelate nella loro funzione. Allora, le faccio un esempio. Questa azienda è partita con il sistema a pellicola, cioè noi giravamo con le cineprese 1970, avevamo le moviole e avevamo naturalmente la necessità poi di trasferire tutto in elettronico, quindi avevamo un telecinema. Okay. Cioè un proiettore che proiettava dentro una telecamera che poi mandava in onda. Così è nata Triveneta. Successivamente è passato all'analogico, quindi al nastro. Abbiamo buttato via tutto, abbiamo ricominciato e siamo passati all'analogico con il nastro, quindi il montaggio elettronico. Potevi montare con una tastiera e quindi avanti e indietro riuscivi a fare tutto a livello elettronico. Poi è arrivato il digitale, il primo digitale, buttato via tutto e siamo passati al digitale, il primo digitale, adesso siamo passati dal secondo digitale. Allora noi per esempio costruiamo il telegiornale, che una volta per mandarlo in onda un'ora di telegiornale ci mettevamo un'ora, oggi con software fatti da noi mandiamo in onda un telegiornale di un'ora in 5 minuti, cioè costruiamo il telegiornale in 5 minuti e poi lo mandiamo in onda e durerà un'ora. Questa è tecnologia. E naturalmente se le poste, c'è qualcuno, e torniamo ai politici, si interessano dell'azienda Poste, l'azienda Poste avrebbe scavalcato tranquillamente qualsiasi altro tipo di difficoltà che si sarebbe trovata di fronte. Ecco. Allora lascio la conclusione a Francesco Pontelli, così ci dice come possiamo uscirne da questo labirinto. È stato giustamente detto prima, la nostra è una crisi culturale, è essenzialmente una crisi culturale che coinvolge l'intelligenza italiana, quindi l'accademia, l'università e, come disse Pannella, tutto il sistema partitocratico, perché va riconosciuto, lui aveva visto dove fosse il problema in Italia, aveva pienamente ragione. Io ricordo un principio che diceva che un mediocre si circonda di mediocri maggiori di sé per sembrare intelligente, e purtroppo è un principio che va a caduta. Noi stiamo dando posizioni importanti a persone che non hanno nessuna competenza, non dico di conoscere l'inglese, ci mancherebbe altro, ma non hanno nessuna competenza, e questo parte dagli enti locali agli enti regionali. Ribadisco, abbiamo un settore come quello calzaturiero veramente in crisi, non c'è nessun movimento da parte della regione, e questo vi dimostra cosa possa significare operativamente anche l'autonomia. Se tu non hai competenze ti possono dare tutta l'autonomia che vuoi, ma se non sei capace di usarla non cambia nulla. La nostra è una crisi culturale molto difficile da invertire, perché richiede tempo e appunto investimenti, ma gli investimenti li decidono quelli che sono il prodotto di questa crisi culturale. Come è stato detto prima, è un gatto che si mangia la coda.
L'unica speranza è che una visione più alta possa venire appunto dai giovani, però i giovani giustamente pensano ovviamente alla propria famiglia e quindi vanno all'estero, per cui io giuro non riesco a capire come se ne possa uscire, perché non c'è governo, è una gara che riguarda anche le associazioni in categoria, sia chiaro, perché Confindustria fa guerra ogni volta, il presidente della... Pensa, cioè, vi faccio un esempio banalissimo per farvi capire a quale livello siamo arrivati. L'ex presidente di Confindustria aveva taroccato il proprio curriculum vitae dicendo di essere laureato quando non lo era. Bonomi. Ma vi sembra possibile che un presidente della principale associazione di imprenditori italiani possa taroccare un curriculum vitae? Lo stesso che aveva fatto il presidente del Consiglio dei 5 Stelle. Cioè noi siamo arrivati alle banalità. Cioè noi quando facevamo manca taroccavamo la firma del papà o della mamma. Questi taroccano le firme e i curriculum, ma gestiscono un paese. Certo. Per cui anche un minimo di rigidità formale sarebbe quantomeno un primo passo per valutare le competenze di queste persone, perché non è possibile andare sempre peggio, perché ribadisco, noi siamo il più bel paese del mondo e non ho paura, lo sottoscrivo anche davanti ad un notaio. Abbiamo le più grandi potenzialità, ma siamo in mano ad una banda di speculatori che sono molti, e in questo metto dentro anche quella sottospecie di rappresentanza del mondo liberale che si dice portatore del pensiero dei Einaudi, che vivono delle sovvenzioni dello Stato. Loro che dicono meno Stato vivono delle sovvenzioni dello Stato. La realtà è che è una crisi culturale che investe tutta la politica, tutte le associazioni di rappresentanza, per cui l'unica speranza è quella di investire in cultura, però per investire in cultura ci vogliono le persone, e le persone che hanno cultura vengono messe in un angolo per dar spazio ai vari personaggi che noi abbiamo ogni giorno in televisione. Grazie del vostro intervento. Io spero che i nostri telespettatori abbiano gradito questa analisi un po' difficile, un po' però molto attuale, e soprattutto che effettivamente quale interesse viene a toccare la privatizzazione delle poste nelle tasche di ciascuno di noi. Certo. Grazie allora a Massimo Zanetti e a Stefano Gallo che sono stati in studio con noi, e grazie a Francesco Pontelli in collegamento. Grazie per il vostro contributo. Sicuramente bisognerà seguire con attenzione quello che sta succedendo, quello che stanno cercando di fare, anche appunto per poter capire quali saranno poi le conseguenze che ci ricadranno addosso in sostanza, perché andare a mettere le mani su realtà come queste della Poste chiaramente va a creare dei problemi poi a una fascia sociale, soprattutto penso agli anziani, chi non avrà dimestichezza poi con ad esempio le tecnologie e quant'altro, creando non pochi problemi. Grazie per essere stati con noi. Telespettatori, un attimo di pubblicità e poi torniamo con la nostra rubrica Il Memento. A tra poco.